Treviso. Per protestare contro vaccini e Green Pass si radunano in 300 da Veneto, Friuli Venezia Giulia, San Vendemiano. Qui per lanciare un messaggio al presidente Zaia, dicono gli organizzatori. Covid, i ricoveri continuano ad aumentare. Intanto dopo il focolaio balcanico nella Marca la preoccupazione riguarda le positività in aumento tra la comunità romena. Elezioni amministrative, caos e rabbia a Oderzo, dove la commissione comunale ha bocciato le liste dei 3 dei 5 candidati sindaco che hanno annunciato che presenteranno ricorso. Il ministro dell'istruzione Bianchi al Festival dell'Innovazione Scolastica Valdobbiadene dal 13 settembre ha detto ragazzi e ragazze rientreranno in classe in presenza nonostante le polemiche. Commessa del centro commerciale di Silea riconosce 2 ventenni come autrici di un furto dei giorni scorsi. I carabinieri scoprono la loro auto vestiti rubati all'outlet di Noventa per 1.000 euro. Alle case Piavone a Sant'Artemio la consegna dei premi del Ponte della Bontà assegnati dal gruppo folcloristico ai trevigiani che si adoperano per aiutare gli altri, e c'era anche la nostra Mirella Tuzzato. Dopo lo stop forzato del 2020 si è disputato a Montebelluna il 31esimo Palio del Vecchio Mercato. La vittoria è andata alla contrada del Centropieve. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Apriamo dunque con la manifestazione No Green Pass, andata in scena nel pomeriggio a San Vendemiano, proprio nel paese del governatore Zaia, ed è a lui che gli organizzatori mandano un messaggio. A San Vendemiano perché era una città che era abbastanza vicina sia al Friuli che comunque qua vicino a Conegliano, e poi perché comunque è la città del governatore, volevamo anche lanciare un messaggio a lui. È uno degli organizzatori della protesta No Pass a spiegare i motivi che hanno portato oggi circa 300 manifestanti giunti da Veneto, Friuli, Venezia Giulia proprio a San Vendemiano per lanciare un messaggio al presidente Zaia nel suo paese. Che noi non accettiamo e non accetteremo mai le discriminazioni del Green Pass, non accettiamo che la popolazione venga divisa in vaccinati e non vaccinati, che non sia permesso a un non vaccinato di entrare in un locale o di viaggiare con i mezzi pubblici, visto che comunque paghiamo le tasse come i vaccinati. Dalla piazza un no al Green Pass e un no a questa vaccinazione. Noi siamo contrari a queste terapie geniche che non sono vaccini, è un sierogenico di cui non si sanno gli effetti che avranno a medio e lungo termine. Ci sono altre terapie che stanno invece funzionando, e secondo me le terapie domiciliari per esempio. Di cure domiciliari ha parlato nel suo intervento il medico Paolo Barona, raccogliendo gli applausi dei presenti che solo pochi minuti prima però lo avevano fischiato quando si era detto d'accordo con l'infettivologo Matteo Bassetti sulla necessità di fermare il virus in gola. Bisogna fermare il virus. Nelle intenzioni degli organizzatori la volontà di dare vita ogni settimana ad una manifestazione, alternando le piazze venete a quelle del Friuli Venezia Giulia. E ieri il sociologo Vittorio Filippi, ospite della nostra diretta, ha analizzato come i rapporti sociali durante questa pandemia siano cambiati e come si sia spostato anche l'asse d'attenzione delle persone. C'è stata una cappa di fratellanza obbligata indotta dalla paura, chiaramente, del numero molto cattivo dei morti, dei colpiti, degli ammalati, delle terapie intensive piene, eccetera. Adesso, passato questo effetto paura, rinasce questo sentimento divisorio, questo sentimento di rancore sociale. Questo rancore sociale io non so se proseguirà. Io credo che proseguirà se non verranno, risolte, ovviamente dalla politica, se non verranno risolte tutta una serie di difficoltà, incongruenze, problemi. Ne cito solo alcuni, quelli legati all'economia, quelli legati alle trasformazioni del lavoro, quelli legati alla gestione dei flussi migratori. Su questo dipenderà da come verranno gestite, cioè se saremo una società sempre rancorosa o se potremo essere una società un po' più armoniosa. Non dico una società felice, per carità, perché questo è solo sui libri, ma una società che ha un certo grado di armonia
e bassi gradi di conflitto. Veniamo adesso agli aggiornamenti sulla situazione Covid nella Marca Trevigiana, dove dopo il focolaio balcanico ora preoccupa l'aumento dei contagi tra la comunità romena. Oggi stanno aumentando e quei rumeni che stanno positivizzandosi, e ne abbiamo anche un paio arrivati in ospedale, quindi è un po', ci preoccupa adesso il focolaio, chiamiamolo così, cluster della popolazione rumena. Con 97 casi odierni rispetto ai 20 di 3 giorni fa, crescono i contagi tra i cittadini romeni di rientro nella Marca Trevigiana dopo aver trascorso le vacanze nel paese d'origine. Dunque, se da un lato calano le positività nel cluster balcanico, ora preoccupa quello romeno. Sul fronte ospedaliero cresce, seppur di poche unità, il numero dei ricoveri. Si è passati dai 62 di ieri agli attuali 65. Purtroppo quotidianamente arrivano al pronto soccorso in situazioni, chiamiamole pure difficili, con desaturati, quindi che hanno bisogno di ossigeno, persone che poi ricoveriamo con una media di 3-4 persone al giorno. Spesso persone che arrivano in ospedale in condizioni gravi. Noi abbiamo un paio di persone che vengono dalla Macedonia, che sono ricoverate in terapia intensiva, che sono in una situazione di saturazione difficile. Li stiamo pronando e speriamo che tutto vada a buon fine. L'età media è, come diceva giustamente lei, da 35 anni fino a 45, quindi molto giovani e ovviamente non vaccinati. L'appello dunque è sempre lo stesso: vaccinarsi il prima possibile, e la campagna vaccinale è sempre più trainata dai giovanissimi. In 12 giorni circa 17.000 ragazzi tra i 12 e i 25 anni si sono immunizzati. Ieri negli hub vaccinali della Marca sono state somministrate 5.700 dosi, oggi poco meno di 6.000, di queste 1.300 riguardanti proprio i più giovani. Un'ultima considerazione riguarda l'infermiera dell'hub di Villorba, finita sotto inchiesta per aver finto di vaccinare amici Novax che volevano il Green Pass. È anche nei loro confronti che l'USL 2 intende prendere una posizione forte. Confido nella magistratura che nel tempo più breve possibile possa individuare tutte queste persone, in modo tale poi ovviamente da levare loro il Green Pass e soprattutto, io continuo a ribadire, noi ci costituiremo, sentirò gli avvocati dell'US, come parte lesa proprio per questo motivo. Ritengo sia doveroso dare un segnale importante nei confronti di queste persone che furbescamente, in modo veramente abbietto, hanno portato a casa il Green Pass. Ieri il ministro dell'istruzione Bianchi è intervenuto al Festival dell'innovazione scolastica in scena in questi giorni a Valdobbiadene e ha parlato del rientro a scuola in presenza dei ragazzi. Noi oggi abbiamo il dovere di far ripartire la scuola. Ci abbiamo detto: ma è impossibile fare gli esami in presenza, e li abbiamo fatti tutti. Sembrava impossibile e li abbiamo fatti. L'estate, no, sembra impossibile. Abbiamo avuto 7.500 scuole che hanno condiviso con loro delle esperienze. Abbiamo il 1° settembre, non ci si arriverà mai. Siamo già oltre il 1° settembre. E il 13 avremo con noi i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Il ministro dell'istruzione Bianchi, ospite al Festival dell'innovazione scolastica in scena in questi giorni a Valdobbiadene, spazza via ogni polemica legata al rientro in classe in presenza degli studenti che più di altri hanno pagato il prezzo della pandemia. Una scuola che riparte dal Green Pass, obbligatorio per docenti e personale ATA, e all'università anche per gli studenti, ancora però con alcune incognite legate soprattutto al controllo della certificazione verde. La prova del 9, dice la CGIL, sarà dal 13 settembre. La difficoltà della procedura dei controlli, perché che il dirigente, coadiuvato da collaboratori scolastici, a verificare il Green Pass tutti i giorni senza applicativo o comunque con le difficoltà dell'applicativo, non sarà semplice. E già alcuni lavoratori del mondo della scuola hanno espresso al sindacato la loro contrarietà all'obbligo di Green Pass. Ci hanno chiesto supporto e adesso vedremo anche se interverranno provvedimenti di sospensione. Sarà giusto ovviamente valutare anche a livello di normativa che tipo di interventi a tutela individuale poter fare o collettiva nei confronti anche di questi personali che sono sempre lavoratori.
E allora vediamo qual è il bilancio di questi primi giorni di obbligo di Green Pass a scuola per docenti e personale ATA all'Istituto Planck di Lancenigo. Il primo giorno si è accesa per 2 volte la schermata rossa certificazione non valida, però abbiamo invitato queste persone ad andare al lab vaccinale o in una farmacia per verificare se qualcosa non andava nel loro Green Pass. Sono tornate all'incirca dopo 1 ora e mezza. Separatamente, però entrambe si è accesa la spunta verde e a quel punto le abbiamo ammesse nell'istituto, ma tutto nella massima civiltà. Bilancio nel complesso positivo per questi primi giorni di obbligo di Green Pass a scuola per docenti e personale ATA, nonostante le preoccupazioni della vigilia di eventuali contrapposizioni tra opinioni personali divergenti o possibili difficoltà nel controllo della certificazione. Più semplice controllare sicuramente il Green Pass esibito sul telefonino rispetto al cartaceo. Spesso il QR del cartaceo si fa fatica a leggerlo, questo comporta un'operazione che allunga i tempi e quando le persone che stanno entrando sono parecchie si forma una coda e magari questo è poco piacevole. Durante la conferenza dei servizi convocata per la prima volta per tutti i dirigenti scolastici d'Italia, il ministro Bianchi ha assicurato che per l'inizio dell'anno scolastico, in Veneto il 13 settembre, sarà attiva negli istituti la piattaforma ministeriale che metterà in comunicazione il sistema informatico del MIUR, nel quale è registrato tutto il personale dipendente del Ministero dell'Istruzione e quello del Dicastero della Salute, con i dati aggiornati sui Green Pass da vaccino e sui certificati temporanei da tampone. Il dirigente la mattina, se ho capito bene, vede una schermata di semafori rossi e verdi. In presenza di semafori rossi, ovvero Green Pass non validi, si dovrà procedere manualmente con il controllo attraverso l'app Verifica C19. Se la conferma è di certificazione non valida, invitare la persona a mettersi in regola, sospendere la persona, decorrono i 5 giorni per mettersi in regola, dopo il quale viene sospeso anche dallo stipendio. Per snellire le procedure ed evitare assembramenti, il Planck anche quest'anno ha deciso di scaglionare gli ingressi degli studenti, con un gruppo che entrerà alle 8:15 e un altro alle 9:15, con entrate diverse per il corpo docente e i ragazzi. Siamo alla politica, cavilli burocratici, mancanze di timbri e a Oderzo è scoppiato il caos ieri sera perché la commissione elettorale ha bocciato le liste di 3 dei 5 candidati sindaco che hanno annunciato che presenteranno ricorso. Per me qui c'è un crollo della democrazia, non riusciamo a spiegarci come possa avvenire una cosa del genere che passi inosservata fino all'ultimo momento e non si possa riparare. Lo sfogo dei 3 candidati sindaco esclusi dalla corsa elettorale a Oderzo al termine di una serata infuocata. La commissione elettorale comunale non ha ammesso le liste civiche di Tino Alescio, Marco Drusiana e dell'ex vice sindaco Michele Sarri per un vizio di forma. Il municipio rabbia e sconcerto con i 3 candidati che annunciano un ricorso congiunto. Ci sono sono 3 liste civiche, tutte e 3 tagliate fuori per delle inezie burocratiche. Come si può negare il diritto solamente alle liste civiche e basta, di andare al voto? Gli atti sono stati firmati e sottoscritti da chi aveva la delega da parte del sindaco per vidimare i documenti. Un'interpretazione che è stata data dal viceprefetto, che ne prendiamo atto, adesso ci riserviamo giustamente di fare ricorso e vedremo che succederà. Non sono sfuggiti a noi che abbiamo presentato le liste, ma sono particolari sfuggiti a chi ci ha dato l'ok nel momento in cui abbiamo depositato le carte. Dietro alla legge c'è sempre un'etica e un buon senso ed è questo il principio della democrazia. Io invito tutti i cittadini, se non verremo riemessi, di non andare a votare. Solidarietà dagli altri 2 contendenti rimasti in corsa.
Dispiaciuto, assolutamente dispiaciuto, perché toglie pluralità, toglie rappresentatività e questo sicuramente è un dispiacere. Le civiche in qualche modo rappresentano comunque una parte integrante di Oderzo e mi dispiace veramente. Ecco. E chi oggi ci rimette di più, al di là dei candidati, che ripeto sicuramente è un dispiacere, ci rimettono quei cittadini che credevano in queste persone. Ecco. I funzionari comunali sono stati pesantemente insultati uscendo dagli uffici e Scardellato non ci sta. Mi spiace che siano stati accusati i funzionari, che siano state dette parole assolutamente fuori luogo, per le quali assolutamente non accetto, che queste parole non le accetto, perché io posso assolutamente garantire che i funzionari di questo comune sono persone corrette, oneste e non fanno sicuramente porcherie. Politicamente parlando mi dispiace e in cuor mio sono anche convinta che la cosa si risolverà, perché probabilmente questo ricorso verrà accettato e quindi tornerà tutto tranquilli e sereni. Una notizia di cronaca: 2 ragazze di 25 e 20 anni sono state denunciate dai carabinieri chiamati da una negoziante del centro commerciale di Silea, che aveva riconosciuto le 2 giovani come responsabili di un furto messo a segno pochi giorni prima nel suo negozio. Quando i militari sono giunti nel parcheggio del centro commerciale hanno intercettato le 2 giovani. Un successivo controllo ha permesso di trovare diversi capi d'abbigliamento per un valore di circa 1.000 euro, ancora con l'antitaccheggio applicato, il risultato di un furto messo a segno ieri pomeriggio in alcuni negozi dell'outlet di Noventa di Piave. E adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.